Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'Aspetto del Mercato. Batto napoletano, come state oggi? Spero tutto bene. Allora, oggi in questo video parleremo di Napoli Osasuna, della partita che si giocherà domani, se non sbaglio alle ore 18. Correggetemi se sbaglio. Innanzitutto, si giocherà a Castel di Sangro e sui vari canali come DAZN a pagamento a 10 euro se non sbaglio, la stessa cosa su OneFootball, poi la fa anche su Sky se non mi sbaglio, non mi vorrei sbagliare perché l'altra è uscita, non è uscita su Sky, è uscita solo su DAZN e OneFootball, ma vabbè. Allora vai giù, Napoli Osasuna. Osasuna squadra secondo me che può dare corda a Napoli, può diciamo mettere i bastoni tra le ruote al Napoli come ha fatto l'Arezzo, però secondo me la partita non finirà né in vittoria per l'Osasuna né in vittoria per Napoli, ma finirà in pareggio. Secondo me ci sarà un bel pareggio 2-2. Andrà a gol. È difficile, Di Lorenzo nel primo tempo, vai giù. E nel secondo tempo, chi può segnare? Ve la butto sull'esotica. Rafa Marin, vai giù. Secondo me segna la sua partita. E probabile formazione. Primo tempo partirà dalla porta Milinkovic-Savic con un 4-3-3. Ci sarà Di Lorenzo, Spinazzola, tra l'altro volevo dire Gutierrez, però Gutierrez se n'è andato. Non è nata scimità che ha fatto Napoli, però vabbè. Di Lorenzo, Spinazzola, Rafa Marin e Raccomani. Poi i centrali di centrocampo saranno Anghissà, McTominay e Lobotka. Poi ovviamente poi si ruoterà con i vari Vergara e tutto. Poi come ala destra e ala sinistra ritroveremo Alisson Santos. E poi secondo me ci può stare un giovane come ala, oppure magari farà partire da seconda punta, però durante la partita sarà un'ala. Poi secondo me ci sarà pure qualche giovane in campo dal primo minuto, secondo me, però è un po' improbabile. Poi vabbè, vai giù. Dal secondo tempo in poi ci saranno i vari cambi, tra cui Politano, Vergara, e molti altri, Meretta a porta, però secondo me ve l'ho già detto, non ci sarà né vittoria per lo Sasuna né vittoria per il Napoli. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e condividete questo video con più persone possibili. Ciao, a